Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per le base review. Nell'ultimo video di base review abbiamo fatto 9000 like, perciò oggi faremo nuove recensioni. Allora ragazzi, il primo villaggio che andremo a recensire è quello di Peter, del giocatore del clan Clash Nebula. Allora ragazzi, vediamo subito che è un Town Hall livello 9 messo abbastanza bene, anzi direi che è messo molto bene. Non sei totalmente maxato, ma manca veramente pochissimo e la connessione mi sta dicendo addio. Ma sono dettagli, per fortuna non sta attaccando. Ecco che è tornata la connessione. Allora ragazzi, sta facendo un arco X livello 3 e dovrebbe appena, cioè secondo me sta risparmiando i big money per fare il secondo arco X livello 3. Perciò fate arco X e poi vediamo. Allora, i mortai sono al massimo. La torretta dello stregone è ancora a un livello, potresti aggiornarla. E ragazzi, la torretta dell'arciere. La torretta dell'arciere diventa molto utile, soprattutto in Clan War, dato che praticamente spara in una maniera velocissima alle mongolfiere e al mastino. Guardando i tuoi accampamenti vedo che hai delle valchirie, non so, ce l'hai all'1, non so cosa ti possa servire. Forse vorresti provarle in Clan War o semplicemente li vorresti provare in un attacco normale. Comunque all'1 non sono un granché fattere, cioè io ti consiglio di farle come ultimo le valchirie perché sono le meno utilizzate, anche se sono forti. Sono una tecnica d'attacco, diciamo che non va di moda perché non esistono ancora attualmente delle tecniche d'attacco molto efficaci con le valchirie. Guardiamo un po' il tuo profilo. Allora, sei arrivato a Master, hai rubato un po' di big money, insomma hai un bel profilo, hai fatto 355 stelle in Clan War, che non è niente male. Secondo villaggio che andremo a recensire è quella di Salvatore del clan Bellagri. Allora, diciamo che questo qua è un Town Hall livello 9 molto scarso e molto precoce. Ma ragazzi, è una gran cazzata. Vediamo che il nostro giocatore Salvatore del clan Bella Z è totalmente maxato e forse ha persino anche qualche muretto livello 10 più di me. Io ne ho 137 ora, forse lui ne ha 120-130, siamo lì comunque. Stalkeriamo un po' il tuo profilo. Allora, sei arrivato una volta a campione, grandissimo farm ragazzi, 700 milioni di risorse solamente nella missione cercatore d'oro. Mi sa che questo giocatore qua vuole farsi persino tutti i muri al 10 per poi passare a Town Hall livello 10. Terzo account che andremo a recensire è del giocatore Zio Pere del clan Dragon Christian. Mi sembra di aver già recensito uno dei giocatori del clan Dragon Christian. Allora ragazzi, questa qua è uguale, tale e quale quello di prima, è un stra pro player, ha praticamente tutto al massimo. Forse sono agli eroi leggermente più bassi, ma non è niente di che. Allora ragazzi, lui sta già passando di Town Hall livello 10 perché, cioè, con un villaggio più maxato del così, cosa vuoi fare? Non ho niente da dire su questo giocatore, veramente che è un gran pro. Allora, vediamo quanto ha rubato. Allora, lui ha rubato leggermente di meno, comunque ha fatto 503 stelle in Clan War, che diciamo che non sono poche ragazzi, io ne ho fatti 370 forse. Quarto villaggio che andremo a recensire è quello del giocatore Nico del clan non so se posso pronunciarlo ragazzi, avete delle fantasie veramente molto simpatiche in quanto nomini del clan. Allora, vediamo come sei messo. Sei un Town Hall livello 8 fatto veramente da pochissimo, dato che hai le strutture nuove a fianco e i nuovi muretti al 5. Allora, consigli, innanzitutto il rebalo appena puoi mettilo in aggiornamento, cioè almeno al 5-6 per Town Hall livello 8 è necessario. I muri possono aspettare amico, dopo aver fatto i mortai, perché sono la cosa fondamentale per Town Hall livello 8, fatti le torrette dello stregone. Dopo aver fatto le torrette dello stregone, fatti queste qua, le difese aeree e poi le torrette dell'arciere e cannoni.
Le Tesla potresti lasciarle anche alla fine, comunque, prima delle cose là, delle Tesla. Comunque l'ultima difesa che io ti consiglio di fare sono i cannoni, che diciamo sono i meno forti, dato che sparano solamente terra. Ragazzi, il quinto villaggio che andremo a recensire è quello del giocatore Joker Smoke del clan Speeder. Ragazzi, guardate la fantasia dei vostri clan. Speeder con tutte le parentesi, ci ho messo veramente un bordello di tempo per trovarlo. Allora, se è un Town Hall livello 7, hai fatto versione Rebab, perciò bravissimo. Allora, il Black ce l'hai in mezzo, sì molto bene la posizione del Black, soprattutto protetto sia dal castello sia dalle torrette dello stregone. Dato che ora non funzionano più i fulmini, mettili veramente più in centro possibile del villaggio, incastrato, in modo tale che non ti prendano niente. Sesto villaggio che andremo a recensire è quello di Diaretto 23. Allora ragazzi, attualmente ho visto che... Allora, dove sono il castello del clan? Dov'è? Eccolo qua. Attualmente è da solo, se volete potete andarci a fare un salto e fargli compagnia. Allora, vediamo un po' come sei messo con villaggio. Innanzitutto, purtroppo, sei leggermente, diciamo, spasato come difese. Il Town Hall è leggermente troppo alto per quanto riguarda i tuoi muri e le difese, ma tranquillo, si può recuperare. Le torrette dell'inferno, so che costano veramente tantissimo per fare il livello 2, mi sembra che costavano 6 milioni e mezzo, ma fatele. Ti cambieranno la vita, soprattutto in farming. L'inferno, poi arco X, difesa aerea solamente bassissime, con le mongolfiere ti faranno 100%. Poi hai tanto elisir, perciò stai attento. Per quanto riguarda i tuoi eroi, allora amico, so che avrai i muratori totalmente occupati per l'inferno, arco X, torrette dello stregone, ma gli eroi sono importanti. Quando puoi, quando hai un po' di tempo o quando praticamente ti è finito un muratore e non hai tantissimo oro o tantissimo elisir, fatti la regina, prima la regina, dopo il re Balbo, cioè come sempre prima le donne, dopo gli uomini. Settimo villaggio che andremo a recensire è quello di Babish del clan Hit Anders. Allora ragazzi, vediamo che hai draghetti al 4. Non so cosa andrei a utilizzare, molto probabilmente per la scalata, dato che forse vuoi arrivare a Master. No, a Master ci sei già arrivato, perciò forse punterai a campione o forse li utilizzare in Clan War. Comunque, per il villaggio, diciamo, non ho molto da dire, anzi, io vorrei chiedere a te perché ti lasci questi muretti al 6, cioè, moda, non so, boh. Comunque non ho molto da dire, molto bravo come player. Allora ragazzi, cioè, l'unica cosa che ti dico di fare sono i mortai, perché i mortai, cioè, di livello 6 per Town Hall 8, con questo villaggio qua non ci sta. Ottavo villaggio che andremo a recensire è di la Cici, suppongo che sia una ragazza. Allora, vediamo come sei messo. Stai facendo i mortai, cioè quelli là che ce li avevi bassi, perciò brava. E poi, cioè, se sei un ragazzo, se ti do la brava, scusa, ma penso la Cici, suppongo che tu sia una ragazza. Allora, vediamo un po' come sei messo con le altre difese. Town Hall livello 8. Allora, c'è i cannoni, lascia il 3 per ultimo. Allora, praticamente, queste qua, le difese aeree, ce le hai già messe a buon punto. Praticamente sono maxate per Town Hall livello 8. Ragazzi, mi è appena venuto un dubbio, non mi ricordo se con il Town Hall livello 8 si può fare la torretta dell'arciere livello 10, ma suppongo di no. In caso contrario, i miei consigli sono quelli di farti prima le torrette dell'arciere se non sono già maxati, e poi fatti i cannoni lasciateli per ultimo, anzi, fatti prima le Tesla dei cannoni e poi con i cannoni veramente ultimi all'on forever. Ragazzi, ultimo villaggio che andremo a recensire è quello di Bertie Football 7 del clan Mietitori Elite, veramente fantasie nel nome del clan. Allora ragazzi, vediamo un po' come sei messo. Allora, Mietitore sei un Town Hall livello 8, sì 8, livello 9 o cosa ho detto. Allora, non so perché non hai i depositi di elisir maxate, cioè appena puoi fatele, perché cioè, senza quelle là non potrai maxati le truppe. E naturalmente fatti anche quest'ultimo deposito, perché dopo praticamente ti serviranno 7 milioni per farti gli arco X livello 3. Allora, i miei consigli sono arco X, torrette dello stregone, mortai, poi fatti le torrette dell'arciere e successivamente poi fatti le difese aeree, i cannoni, no aspetta, prima ci sono le Tesla, cannoni. Allora gli eroi, quando hai tempo, quando hai un muratore libero e hai il lesinero, fallo. Bene ragazzi, questo è il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, come al solito lasciate un like o un commento e noi ci vediamo al prossimo video.